Una storia di inquinamenti che dura da 63 anni. Mamme No PFAS e genitori attivi lo hanno scritto alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle ecomafie. Il presidente è il deputato Stefano Vignaroli e uno dei due vice è il collega veneziano Andrea Ferrazzi. Una precisa e sconcertante rassegna di inquinamenti ambientali storici, soprattutto dell'acqua, a partire dal 1966, di produzione di scarti industriali a base di fluoro che non sarebbero stati smaltiti correttamente, di ignoranza di tutti questi eventi inquinatori nell'area che da Trissino scende in pianura veneta da parte delle istituzioni che avrebbero consentito l'inquinamento impunito delle falde acquifere. Assenza di indagini, assenza di corrette comunicazioni che, fanno notare mamme e padri No PFAS, hanno fatto ritardare di alcuni decenni gli interventi di salvataggio della salubrità dell'acqua. Acqua che più passa il tempo più risulta inquinata, tossica, cancerogena, anche a distanza di chilometri. Come possiamo noi oggi fidarci delle istituzioni, concludono i genitori No PFAS nella lettera ai parlamentari della Commissione Ecomafie. Ecco un estratto dall'ultimo video appello ai presidenti di regione. Da sempre abbiamo bevuto acqua di rubinetto perché i gestori locali ce l'hanno pubblicizzata e consigliata come la più buona, controllata e sicura. Mi sono sempre ritenuta una persona fortunata. Bastava un piccolo gesto in casa ed ecco uscire acqua potabile e pulita dal rubinetto. Invece quell'acqua ha avvelenato il sangue dei miei figli. Quando leggi le analisi FAS dei tuoi figli, come uno schiaffo, apprendi che l'acqua e le nostre vite sono state violate. È grande la nostra preoccupazione.